Continueranno fino a domenica prossima al Teatro Verdi le repliche di Mirandolina, coproduzione internazionale Italia, Irlanda e Croazia del Teatro Stabile del Veneto, del Teatro Nazionale d'Irlanda e del Teatro Nazionale Croato di Fiume. La riscrittura della famosissima Locandiera di Carlo Goldoni parte sulla scena da un viaggio per arrivare a parlare al presente di violenza di genere e di donne che resistono alla sopraffazione. Volete abbassare la voce per cortesia? Dove sei stata tutte le... Dai, mettetevi seduti, signori. Vedi Fabrizio quanto siamo amabili? Per le donne noi siamo adorabili. Mirandolina è Gaia Masciale, l'ambientazione un ristorante italiano di Dublino dove la giovane resiste con ironia e maestria alle avance degli avventori. Descritta da Marina Kerr e diretta dalla regista Catriona McLaughlin, all'esterno del foyer sarà presente per tutta la durata dello spettacolo, in collaborazione con il Centro Veneto Progetti Donna, un banchetto informativo e di raccolta fondi a sostegno di 68 orfane e orfani di femminicidio.